Entrambe vittoriose nella prima giornata, entrambe convincenti. La seconda giornata di Serie D propone un big match assoluto, gara che potrebbe essere uno spoiler del duello promozione della stagione perché Sanremese e Dertona hanno tutte le carte in regola per giocarsi questo campionato, Alcione permettendo. Naturalmente, primo tempo di studi e campo pesante a incidere sulle manovre delle formazioni di Giannini e Daidola, il tiro a giro di Ibe Cinaceren che sfiora l'incrocio e il tiro cross di Pelicano che non trova nessun compagno sono gli unici due momenti degni di nota, di tutt'altro pathos. La ripresa, il secondo tempo delle immagini montate da Nico Cosentino inizia infatti dal dove era iniziata la gara dei Matuziani a Chisole, e cioè dal destro di Giorgio Gagliardi. Il capitano sanremese dai 27 metri disegna uno squarcio di luce in un pomeriggio uggioso e porta in vantaggi i biancazzurri. Il secondo gol in campionato del numero 10 genera la reazione dei piemontesi, riscossa guidata dal missile di Lacava che orbita intorno all'incrocio dei pali, di cui in poi due palliative fatali per i padroni di casa. La prima è un calcio d'angolo da sinistra che Falun Ndiaye Samb tramuta nel gol del pareggio, anticipando tutti a centro area con un colpo di testa rapace. La seconda è una punizione da tre quarti che viene respinta da Bolì con i pugni. Il portiere di casa compie un miracolo deviando sulla traversa la prima conclusione di Amaradio. Sulla seconda il numero 22 non può nulla e allora è Mercai che trova il pareggio con un tap-in ancora di testa. Sotto sopra in pochi minuti, ma in pochi minuti la Sanremese si butta in avanti. Imbucata di Rocco per la rotonda, il numero 23 viene steso da un difensore ospite. Per il direttore di gara ci sono gli estremi per il calcio di rigore. Dal dischetto, naturalmente, Giorgio Gagliardi che non si fa ipnotizzare da Battanino e firma quello che sarà il definitivo 2-2 e che è il terzo centro nelle prime due gare. Sarà pareggio, ma poteva non esserlo perché sul finale il Dertona ha un'occasione clamorosa. Mercaia tu per tu con Bolì col piedone, il classe 2005 della Sanremese blinda la porta e il risultato 2-2 che fa contenti forse quasi tutti, prova di forza del Dertona, prova di volontà della Sanremese.